Bentrovati all'ultima edizione del giorno del TG Flash di New Sicilia. È stato rivolto oggi pomeriggio l'ultimo saluto a Carla Interlandi, la 23enne morta dopo 14 giorni di agonia in un tragico incidente stradale avvenuto lo scorso 12 gennaio sulla Catania-Gela. I funerali si sono tenuti ad Acate, nel Ragusano, nella chiesa madre San Nicolò di Bari, e l'omelia è stata pronunciata dal parroco Cascone. Il corteo è partito dai Quattro Canti per arrivare a piazza Matteotti. La giovane non è stata l'unica vittima. Nel violento scontro tra un camion e un'auto è morta sul colpo anche la zia della ragazza, l'insegnante Maria Carmela Di Bennardo. Ha tentato di costruire una casa dentro una grotta, così un 61enne ragusano è stato denunciato per il reato di opere eseguite in assenza di autorizzazione. I carabinieri hanno notato nella zona di Contrada Scassale, in un'area sottoposta a vincolo paesaggistico e tutelato da interesse archeologico, delle costruzioni abusive. Da successivi accertamenti è emerso che l'uomo aveva arbitrariamente chiuso e modificato con lavori edili una grotta naturale rupestre, posta sotto sequestro la zona interessata. Incendio questo pomeriggio a Catania ed esattamente all'interno di un negozio di costumi teatrali sito in via Grotte Bianche. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno cercato di domare le fiamme. Le cause di quanto accaduto sono ancora in fase di accertamento. I pompieri hanno anche effettuato le manovre di messa in sicurezza del luogo. Sul posto sono giunti anche i sanitari del 118, ma al momento non ci sono notizie riguardanti feriti. Domenica di maltempo in Sicilia. Nella giornata di domani 29 gennaio proseguiranno senza sosta le piogge che da giorni si stanno abbattendo sull'isola. Le previsioni meteo potrebbero essere soggette a un lieve miglioramento dall'inizio della prossima settimana, che lascerebbe ben sperare. La Protezione Civile regionale ha diramato un'allerta meteo gialla che coinvolge solo il versante sud-orientale. Le precipitazioni si concentreranno nel siracusano e nel palermitano durante la mattinata. Nelle ore pomeridiane si estenderanno a Ragusa ed Agrigento. Ed è tutto per questa edizione. Il TG Flash ritorna lunedì mattina alle ore 10. Buona serata e buon weekend.